L'ultimo bilancio approvato ha 110.000 euro di attivo. Nel passaggio di consegna alla presidenza di Veneto Strade da Roberto Turri a Marco Faccini con il suo nuovo CDA c'è una società senza pesanti posizioni debitorie. In compenso, nel lavoro che verrà ci sarà la transizione operativa della colonna portante che ha fondato e guidato in tutti questi anni la società, il direttore generale Vernizzi, che vede il traguardo della pensione tra circa 1 anno e mezzo. Il nostro ruolo è quello dello statuto, quindi previsto dallo statuto. Ovviamente entriamo in una società che è una società sana, una società sicuramente che ha un bel nome, quindi noi cercheremo ovviamente di affiancare l'ingegner Vernizzi e cercheremo ovviamente di operare al meglio. L'aspetto operativo avrà sempre su di sé, oltre a importanti iniezioni di investimenti, lo sguardo attento della Regione Veneto. Le priorità sono quelle di continuare a verificare le manutenzioni ordinarie e straordinarie della rete viaria, ma anche sapete che noi abbiamo a cuore la manutenzione di ponti e viadotti. Già qualche anno fa e prima del ponte Morandi, perché questo ci tengo a sottolinearlo, la Regione Veneto aveva stanziato i primi 15 milioni affinché Veneto Strade fosse messa nelle condizioni di poter verificare tutta la viabilità regionale e la sicurezza di ponti e viadotti. Questi 15 milioni sono stati integrati a distanza di un paio d'anni con ulteriori 12 milioni, insomma noi crediamo molto sulla sicurezza stradale. Dopo anni di calo di dipendenti tornerete ad assumere, servono cantonieri in particolare. Sì, perché siamo un po' sotto organico, noi abbiamo degli standard di sicurezza che sono fissati, quindi le nostre squadre di cantonieri sono composte di 3 persone almeno. E purtroppo non riusciamo più a garantire le 3 persone per squadra e quindi dobbiamo assumere dei cantonieri in maniera tale da realizzare questo numero. Nella travagliata riorganizzazione della manutenzione dopo la chiusura degli enti provincia è rimasta solo Belluno a collegare a Veneto Strade tutta la sua rete viaria, 700 km sui 1800 complessivi. ANAS ha trattato una sua entrata in Veneto Strade per una quota che non potrà comunque essere superiore al 20%, ma è una collaborazione che comporta anche riclassificazioni di diverse strade provinciali e regionali in strade statali, tradizionalmente a competenza ANAS. ANAS metterà i soldi per la gestione di questi 700 km di strade che più o meno sono 450, oggi sono regionali, 250 sono provinciali, ma della provincia di Belluno perché non ci sono altre riclassificazioni. Considerate che il nostro obiettivo è quello di far sì che era anche la richiesta del territorio e delle parti sociali che continuasse comunque Veneto Strade a fare le manutenzioni, perché insomma Veneto Strade è sempre stata una garanzia, ribadisco, di efficacia e di efficienza, non detto da noi ma detto dal territorio.